Approvato a Grotte lo schema di massima del piano regolatore generale nel Consiglio Comunale di lunedì 29 agosto con voto unanime favorevole dei presenti. I consiglieri comunali hanno infatti approvato lo schema di massima del piano regolatore generale con emendamenti migliorativi da parte del gruppo di maggioranza che sintetizzavano i suggerimenti, gli indirizzi dei professionisti e i cittadini presenti nelle varie riunioni aperte al pubblico. A comunicarlo il presidente del Consiglio Comunale di Grotte, Aristotele Cuffaro. Un lavoro di studio è stato fatto nella commissione preposta con la presenza del progettista per rendere lo strumento urbanistico il più equilibrato possibile alle esigenze del territorio grottese e finalmente, dopo svariati anni, il Comune dà inizio all'approvazione del piano regolatore generale. Nell'esprimere la mia soddisfazione, continua Aristotele Cuffaro, ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza, unici presenti, per il senso di grande responsabilità che li ha sempre contraddistinti nelle approvazioni dei punti fondamentali per la crescita della nostra cittadina. Approvare lo schema di massima, continua Aristotele Cuffaro, vuol dire iniziare il lavoro dell'approvazione del piano regolatore definitivo che adeguerà lo strumento urbanistico regolando l'attività di gestione e organizzando del territorio comunale ai nostri tempi.